le storiche rivendicazioni all'indipendenza di tutti gli altri popoli, tra cui quello catalano. Grazie. Grazie. Diciamo un intervento anche per dare spazio a tutti gli altri che vorranno intervenire, anche dato l'orario, sarà veramente un brevissimo saluto. Innanzitutto io ho sempre militato nel Fronte Nazionale Siciliano, sono particolarmente affezionato a questo movimento perché è un movimento che Pippo Scianò, scomparso 2 anni, ha portato avanti con grande spirito di sacrificio, con grande idealismo, con grande coraggio. Forte saluti del segretario del Fronte Nazionale Siciliano, Francesco Perspicace, forte saluti a voi, pubblico presente, ai nostri graditi ospiti della Catalogna, della Corsica, della Sardegna e dei Baschi per quante distanze, e devo dare atto, un riconoscimento veramente sentito agli organizzatori di questa manifestazione, perché hanno avuto una grande intuizione, secondo il mio modesto avviso, e soltanto il futuro ci potrà dare ragione, quello di non limitare l'organizzazione del Vespro, del ricordo del Vespro soltanto a Palermo, che ha avuto il suo ruolo perché là è nato la rivoluzione del Vespro, ma avere avuto l'intuito di organizzarlo in un paese della Sicilia, come Nicolosi. Questo secondo me è un segnale nei confronti, e va dato il riconoscimento alla Sicilia Catalogna, al suo presidente Marsala e al Movimento Siciliano d'Azione, quindi a Mirko Stefio. Questo significa che il Vespro, che da noi indipendentisti viene inteso come festa nazionale, non può riguardare una città, ma deve riguardare tutte le città dell'isola. E io mi auguro che dal prossimo anno non sia soltanto Palermo e Nicolosi a ricordare questo evento, ma tanti altri comuni dell'isola, perché non dimentichiamo che il Vespro è forse la pagina più gloriosa non soltanto del popolo siciliano, ma dell'umanità. Non è stata una rivoluzione che aveva i suoi fondamenti in questioni sociali, sicuramente anche, ma aveva come particolarità, come specificità, la libertà di un popolo e l'indipendenza di una nazione, quella siciliana, che forse è una delle nazioni più antiche del mondo. E dico, partendo quindi da questa considerazione, io penso che essere qui oggi riuniti è una cosa molto importante. E voglio ricordare la presenza dei nostri amici di altre realtà nazionali, di nazioni senza Stato, è un altro aspetto, un altro passaggio importante, su cui Pippo Scianò, sulle orme di Andrea Finocchiara Aprile, era andato avanti, cioè internazionalizzare le questioni nazionali, non limitarle soltanto a una lotta dentro la nazione che opprime, ma esportarle. E oggi queste lotte vanno portate in Europa, perché la battaglia dei siciliani per l'indipendenza, della Corsica per l'indipendenza, della Catalogna per l'indipendenza, dei Baschi per l'indipendenza è la lotta di tutti noi, ci accomuna in questo. E quindi non dobbiamo andare avanti sparsi, in ordine sparso, ma coesi e uniti. E dico, per queste considerazioni io penso che dobbiamo andare avanti su questa strada e dobbiamo anche essere coesi noi popolo siciliano, sicuramente, perché non possiamo andare anche noi in ordine sparso. Mi riferisco alle varie organizzazioni, cioè dobbiamo essere tutti utili e tutti indispensabili, non c'è nessuno che può prevaricare altri, ma dobbiamo essere un tutt'uno, come le mani, come le dita di una mano quando si stringono. Allora la forza d'impatto è diversa rispetto al fatto di tenere il palmo della mano aperto. E quindi
Dico noi siciliani che abbiamo toccato l'indipendenza più da vicino rispetto agli altri negli anni 40, ora invece siamo indietro rispetto ai sardi che sono avanti di 40-50 anni. Mi ricordo quando il presidente Melis venne a Palermo nella sede del Fronte Nazionale Siciliano, loro avevano un presidente della regione, Mario Melis. La Catalogna ha fatto passi da gigante negli ultimi 25 anni, l'abbiamo visto, ha quadruplicato, ha avuto un consenso incredibile. I Paesi Baschi hanno una grande storia, ricordo ancora quando ancora non avevo sposato l'indipendentismo, il martirio quando ancora c'era il governo franchista, degli indipendentisti baschi che al grido di viva la libertà e l'indipendenza dei Paesi Baschi morivano. Come non ricordare anche il martirio di Bobby Sands nelle carceri per digiuno nel 69. E quindi tutte queste cose ci devono fare capire che noi siciliani dobbiamo crederci veramente, perché c'è gente che ha dato la vita e l'ha dato la vita anche in Sicilia negli anni dell'Elis. Molta gente ha dato la vita, Antonio Canepa e i ragazzi di Randazzo, molta gente è dovuta emigrare in ogni parte del mondo perché perseguitati, perché fino al 48 vigeva in Italia la pena di morte per il reato di separatismo. Quindi queste cose le dobbiamo ricordare, ma ne dobbiamo essere coesi. Questo è l'invito che io faccio a tutti voi, e queste devono essere delle occasioni per capire che soltanto questa è la strada da seguire, tutti utili e tutti indispensabili per una Sicilia libera e indipendente, assieme ai fratelli corsi, catalani, baschi, non dimentico nessuno, sardi naturalmente, l'isola delle nazioni come le definiva fino a che era prima Sardegna, Corsica e Sicilia del Mediterraneo. Grazie.